Come gestire un'emergenza? Verrebbe da dire non così. Anzi, gli agricoltori della zona a nord di Bassano lo dicono forte e chiaro. A Solagna c'è una perdita nel canale di derivazione di Cabarzizza, accentuata anche da interventi di movimento terra effettuati nella zona limitrofa. A spiegarcelo è stata Enel Green Power in una nota di risposta alle nostre sollecitazioni su quanto sta avvenendo in zona, dove sono moltissimi, gli agricoltori in apprensione per il blocco degli impianti pluvirrigui. Inizialmente si parlava di un ritorno alla normalità entro il 15 maggio, poi la stessa Enel ha ipotizzato la conclusione dei lavori per fine mese, lasciando così per oltre 30 giorni senza acqua orti, coltivazioni e terreni della zona. Un'emergenza, dicevamo, e quando si è in situazioni del genere il fattore tempo è determinante, risolutivo. Stamattina siamo tornati al cantiere perché, tra lo stupore e l'indignazione di decine di agricoltori, non ci sono operai al lavoro. Tutto fermo, nonostante la settimana prossima siano previsti un caldo cocente e nessuna precipitazione. Per salvare l'agricoltura di un'area importante del Bassanese, dicono i diretti interessati, sarebbe stato opportuno, anzi necessario, prevedere qualche turno di straordinario anche la domenica.